Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Siracusa, violenza senza fine di 5 minorenni su un anziano indifeso, seviziato per mesi in casa. I teppisti fermati dalla polizia hanno anche appiccato un incendio, bruciando gli effetti personali della vittima. Gli studenti di Avola in piazza con le istituzioni per dire no alla violenza tra i giovani, anche le 2 ragazzine vittime di bullismo e picchiate. La madre della 14enne di origine africana dice al nostro TG: fa molto male, non riesco a perdonare. Soccorritori da soccorrere dopo i recenti danneggiamenti alle ambulanze nel catanese e nel palermitano. Un'operatrice del 118 interviene a travestiere etneo e finisce in ospedale. Rissa al Garibaldi di Catania. Domani sciopero di 3 ore. A San Gregorio gli investigatori ricostruiscono la tragica sparatoria nel corso di una festa privata dove un uomo ha ucciso, senza volerlo, il figlio di 23 anni. Monreale, con una fiaccolata, chiede giustizia per i 3 giovani assassinati a colpi di pistola da un 19enne. Messina ha ricordato Sara Campanella, vittima di femminicidio un mese fa. Alla manifestazione voluta da amministrazione e università presenti il fratello e gli zii, tanti giovani, studenti e gente comune. Catania, davanti ai cancelli del centro comunale di raccolta a Picanello, si scarica ogni cosa, persino cassonetti della spazzatura in disuso. Allo stadio Massimino oggi è sceso in campo l'impegno contro il bullismo per l'edizione numero 17 di Un gol per la solidarietà, pienone di volti noti della TV, del web e del calcio. Calcio giocato, domani a Barbera arriva il Sud Tirol, rosanero in cerca di continuità dopo il successo con il Catanzaro. In Serie C cresce l'entusiasmo a Catania per l'esordio dei rossazzurri nei play-off domenica alle 20 con il Giuliano. Bentrovati. La violenza giovanile e il bullismo non risparmiano nemmeno gli anziani. A Siracusa la squadra mobile ha fermato 5 minori che hanno preso di mira per mesi un anziano, forzando la porta di casa sua e seviziandolo ogni notte. I 5 hanno anche rischiato di mandare in fiamme l'abitazione del malcapitato. Francesco Aloi. Atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. Dovranno rispondere di questo 5 diciassettenni siracusani che hanno fatto vivere mesi terribili ad un anziano. 6 mesi che per l'uomo erano diventati un incubo. Quasi ogni notte i ragazzi andavano nella sua abitazione, diventata il loro punto di ritrovo. Erano riusciti perfino ad entrare dentro casa, forzando la porta d'ingresso. Un anziano indifeso, deriso, è costretto ad ingerire droghe. Gli abbassavano i pantaloni, rasavano i capelli a zero. In alcuni casi hanno anche appiccato un incendio, bruciando alcuni effetti personali. Aveva provato a ribellarsi, ma nulla. I 5 erano sempre più violenti. Un'escalation criminale a cui la squadra mobile ha messo fine. Con l'ordinanza della Procura dei minori di Catania adesso sono rinchiusi in comunità, ognuno in un posto diverso. Basta con questa violenza. Gli studenti di Avola sono scesi in piazza con le istituzioni. Tra i giovani c'erano anche le 2 ragazzine vittime di bullismo e picchiate. La mamma della 14enne di origine africana ha detto al nostro TG: fa molto male, non riesco a perdonare. Ancora Francesco Aloi. Cosa significa oggi scendere in piazza? È un grido di speranza per le generazioni future, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Ad Avola si va in piazza per lanciare un messaggio forte e chiaro: no alla violenza. Tra gli studenti ci sono anche loro, Mami e Michela, le 2 vittime delle aggressioni di sabato scorso. Lei è la mamma della ragazzina di origine africana che non riesce a perdonare. Non si possono spiegare la rabbia che abbiamo.
io e tutta la famiglia, veramente. Molto rabbia. Cosa ha provato a vedere quelle immagini? Quelle immagini, tanto io non ho guardato tutto il video perché non lo potevo vedere tutto alla fine, ho guardato solo la metà. Fino ad ora non può vederlo tutto, veramente. Violenza gratuita che ha fatto molto male a tutti. A colpire però è stata anche l'indifferenza. Non solo il gesto è seriamente discutibile, non può accadere ancora nel 2025 un gesto tale, ma soprattutto tanta indignazione per quanto riguarda la gente che si trovava sul posto e filmava piuttosto che intervenire. Non è stato giusto quello che è successo e speriamo che sia stato l'ultimo, almeno nella nostra città. Ci vorrebbero più attenzioni da parte dei genitori. Lo dicono gli esperti, ma lo pensano anche i più giovani. I genitori insegnano l'educazione ai figli. E se i genitori non sanno educare i figli, questo accade. Ma si vuole anche ribadire che Avola non è violenta. Questa è la dimostrazione, la reazione viva, compatta, dove forze dell'ordine, istituzioni, associazioni, famiglie e soprattutto genitori fanno squadra. Intanto sotto la lente della Procura dei minori ci sono 5 giovani, 4 ragazze ed un ragazzo. Loro sarebbero gli autori di così tanta violenza. E purtroppo non è finita, perché ci sono adesso anche i soccorritori da soccorrere. Dopo i danni alle ambulanze a Monreale e San Gregorio di Catania, un'operatrice del 118 interviene in via Carnazza Tremestieri Etneo e finisce in ospedale. Domani sciopero simbolico di 3 ore. Tonino De Mana. Prima i mezzi danneggiati con ammaccature e lunotti in frantumi, poi le aggressioni verbali ed ora una soccorritrice del 118 che nel parapiglia generato da un tamponamento finisce in ospedale. Monreale, San Gregorio ed ora Tremestieri Etneo, 3 situazioni diverse ed un problema vero. L'ultimo episodio si è verificato in via Carnazza al confine con Catania, è qui che un banale incidente stradale senza feriti si è trasformato in un episodio di cronaca nera con possibili ripercussioni giudiziarie per i protagonisti. Ad avere la peggio l'autista di un mezzo di soccorso della Croce Verde, colpevole soltanto di aver urtato un'auto. Da qui la reazione di un intero nucleo familiare che ha ferito al volto e alla mano il malcapitato. Attimi concitati dove sono volati calci, schiaffi e spintoni che hanno coinvolto una soccorritrice, a sua volta strattonata e finita a terra e poi al policlinico. Episodi inaccettabili che arrivano proprio dopo lo sfogo del presidente del 118 Riccardo Castro, registrato ieri sera. Sono ragazzi deputati davvero a soccorrere la nostra comunità, chi ha bisogno. Per l'1 maggio dalle 9 alle 12 in tutta la Sicilia è stato annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore con l'applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso, lo vedete, in segno di rispetto e gratitudine per il lavoro che gli operatori svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione. E come non bastasse in mattinata, alcuni pazienti nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dato vita a una rissa scatenata da un diverbio su chi doveva entrare prima alla visita medica. Sono intervenuti agenti delle volanti della questura e nel tentativo di sedare la lite un sorvegliante è stato colpito da un uomo con un violento schiaffo al volto che gli ha procurato un trauma a un orecchio. L'aggressore, che è un uomo di 42 anni di Mister Bianco, è stato denunciato per resistenza e lesioni. A San Gregorio adesso le passioni di Carlo, il giovane di 23 anni ucciso durante una festa privata a sparare senza volerlo il padre che voleva sedare una rissa tra gli invitati. Lorena Dolci. Il tennis e il padel, le sue grandi passioni, ma non disdegnava gli sci e le settimane bianche d'inverno. Amava lo sport e la vita all'aperto, Carlo Laverde, e poi le moto, le jeep, il fuoristrada, gli interessi di un ragazzo di 23 anni. Una vita spezzata nel più crudele dei modi, per mano del suo stesso padre durante una festa trasformata in inferno. Carlo è una vita ancora davanti, Carlo che nel cuore mescolava la gioia di vivere dei catanesi e l'allegria della madre, originaria di Porto Rico. Distrutti gli amici del liceo linguistico,
artistico Lombardo Radice, i colleghi dell'Università di Catania dove studiava economia, la fidanzata storica insieme sin da ragazzini. Carlo ben voluto da tutti, che aveva cercato di mettere pace in quella festa forse nata male, nella villa di famiglia a San Gregorio affittata per i civimenti. Un 18° di sabato sera, tanti invitati, tutti giovani, alcuni imbucati. E a un certo punto che la tensione sale, si sfiora la rissa. Carlo chiede di chiamare i carabinieri, ma il padre Natale pensa di sistemare le cose a modo suo. Prende la pistola, un revolver regolarmente denunciato e spara un paio di colpi in aria. È qui che la dinamica non è chiara. Qualcuno avrebbe provato a disarmarlo, forse il figlio, forse altri. Di certo si sa che partono altri 2 colpi. Uno centra in pieno il ragazzo che muore in pochi minuti, l'altro ferisce alla gamba un 30enne. Tutti si dileguano mentre i pochi rimasti aggrediscono l'equipaggio dell'ambulanza. I carabinieri trovano un corpo senza vita e un padre senza pace. Per lui l'accusa è di omicidio volontario, perché un uomo di 62 anni, imprenditore e padre, abbia tirato fuori una pistola davanti a centinaia di ragazzi è la domanda che tanti oggi si pongono, è lo strazio che lo tormenterà a lungo. A Monreale centinaia di persone, molti giovani, protagonisti di un corteo per chiedere giustizia dopo la strage di sabato sera al culmine di una rissa. Maglio Viola. Giustizia per i nostri fratelli, Massimo, Salvo e Andrea. Uno striscione con questa scritta ha aperto il serpentone di luci, la fiaccolata che ha attraversato ieri sera Monreale per dire no alla violenza brutale che nella notte fra sabato e domenica ha stroncato 3 giovani vite al culmine di una rissa fra ragazzi del posto e un gruppo di ragazzi dei quartieri palermitani. Dobbiamo riuscire a vincere la paura e ricominciare. Non è una cosa semplicissima, ci vorrà tempo, ma soltanto rimanendo insieme, uniti, potremo imparare nuovamente a camminare. Ne avremo bisogno, ognuno avrà bisogno l'uno dell'altro. Parla dunque di paura il sindaco arcidiacono e lo fa anche perché sa che molti non sono venuti a quel corteo, soprattutto fra i giovani, perché si era sparsa la voce che i palermitani stessero tornando proprio ieri sera. Voci senza conferme, ma la paura ha vinto per molti che sono rimasti a casa. I giovani di Monreale, questi giovani di cui spesso si parla male, in realtà ci hanno dato una grandissima lezione, ci hanno aiutati a camminare insieme, ci hanno aiutati a pregare e ci hanno aiutati a gridare la speranza. Oggi intanto vengono completate le autopsie sulle 3 vittime. Dopo il 1° maggio inizieranno i riti dei funerali. Ieri sera l'udienza preliminare per Salvo Calvaruso, il 19enne finora unico accusato della strage davanti al GIP, è scoppiato in lacrime cambiando versione e dicendo adesso di essere stato aggredito. Infine continua la caccia ai complici, fra i quali almeno 1, se non 2, avrebbero sparato a loro volta. A Messina, un mese fa, il femminicidio di Sara Campanella. Ieri la commemorazione voluta dall'amministrazione della città e dall'università. Presenti il fratello della vittima e gli zii, tanti i giovani, gli studenti, la gente comune. Francesco Triolo. Una comunità che rifiuta il silenzio e la violenza. Il silenzio uccide, Messina fa rumore. Così, con questo slogan, Messina ha voluto ricordare ieri sera Sara Campanella, a poco meno di un mese dalla tragica uccisione della studentessa che ha profondamente scosso tutta la città. Amministrazione comunale e Università di Messina hanno voluto promuovere un momento di raccoglimento e testimonianza contro ogni forma di violenza. Quindi un lungo applauso a squarciare il silenzio, un gesto semplice ma potente. Questo crimine che ha segnato profondamente tutta la comunità dei nostri studenti e delle nostre studentesse oltre che noi, e vogliamo sempre testimoniare la vicinanza alla famiglia. Il Comune con la famiglia di Sara sta definendo un percorso di sensibilizzazione che coinvolgerà l'intera cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani. Mi sono sentito in questi giorni con la mamma per realizzare in quel luogo in cui è successo ciò che non doveva accadere un punto che ricordi non solo Sara ma anche tutto quello che non deve essere. Le parole del fratello Claudio pronunciate all'interno del rettorato sono state particolarmente toccanti e non è mancato un appello al governo per nuove leggi chiare, dure contro i crimini violenti.
Oggi noi vogliamo anche lanciare un appello al governo affinché vengano attenzionati questi crimini empi e scellerati con le forme più appropriate, cioè attraverso leggi ad hoc per i femminicidi e i reati di violenze contro le donne. Te lo promettiamo, dolce Saretta. Tutti noi saremo la tua voce che griderà sempre più forte per la tua giustizia. Sara vive! A Mazara adesso c'erano soprattutto i compagni di scuola e gli amici di Leonardo Titone stamane nella cattedrale per ricordare il quindicenne morto cadendo dal tetto di un capannone abbandonato. Assieme a loro i genitori disperati. Laura Spanò. Un dolore palpabile, quello che si avvertiva stamane dentro la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, dove è stato dato l'ultimo saluto terreno a Leonardo Titone, il ragazzo di 15 anni morto sabato scorso dopo essere precipitato dal tetto di un immobile dismesso sul lungomare San Vito. Una chiesa gremita soprattutto di ragazzi, i compagni di scuola e gli amici di Leonardo, tutti con i volti segnati dal dolore. Ad officiare il rito funebre il vescovo della diocesi di Mazara, Sua Eccellenza Angelo Giordanella, che si è proprio rivolto a loro, ai ragazzi smarriti e ancora increduli per la tragica morte di Leonardo, invitandoli a non farsi abbattere dal dolore. Leonardo oggi non è nella bara, ma è su una cattedra, la cattedra della vita. Leonardo oggi mi dice: non abbiate paura di cercare e di incontrare questo amico del cuore. Dalla Germania per salutare Leo sono arrivate anche la mamma e la sorellina Noemi, profondamente addolorate. Sono state vicine al papà di Leonardo, che non ha mai mancato di ringraziare quei ragazzi che fino all'ultimo non lo hanno lasciato solo. Presente il sindaco di Mazara, Salvatore Coinci. Oltre ad aver indetto una giornata di lutto cittadino, l'amministrazione comunale si è fatta carico delle spese funebri. Intanto rimane il dramma per la morte di un ragazzino, forse anche lui vittima di questa moda che impazza su internet, ovvero i pericoli delle social challenge per la generazione Z, giochi mortali che hanno sempre nomi differenti ma che coinvolgono sempre più ragazzi da nord a sud dell'Italia. È stato trovato morto in un pozzo nella campagna di Salemi, nel Trapanese, l'uomo di cui ieri i familiari avevano denunciato la scomparsa. Le ricerche si sono subito concentrate nella proprietà dell'agricoltore, dove i vigili del fuoco ne hanno trovato il corpo senza vita, poco distante l'auto parcheggiata. Catania, dentro vuota, fuori piena, i paradossi dell'isola ecologica di Picanello. Davanti ai cancelli del centro comunale di raccolta si scarica ogni cosa, persino cassonetti in disuso delle stesse compagnie di raccolta rifiuti. Tonino De Mana. Non è possibile che all'esterno delle isole ecologiche ci sono materiali di ogni genere e all'interno delle isole ecologiche le vasche sono vuote. Si sfoga davanti alle nostre telecamere Santorusso, dipendente Gema, che ogni mattina all'apertura trova montagne di rifiuti elettrodomestici, divani e persino cassonetti di Dasti e Gema davanti all'isola ecologica di Picanello. Inciviltà, provocazione o cos'altro, carrellati vuoti all'interno del centro comunale di raccolta, marciapiedi pieni all'esterno con la via Galatioto trasformata in una discarica a cielo aperto. È nell'orario di chiusura che gli incivili si scatenano, come conferma Santorusso. Accade di più la sera, quando noi chiudiamo non c'è niente davanti ai cancelli e poi la sera magari qualche furbetto di turno riesce a fare questo. Basterebbe poco per conferire rifiuti nell'isola ecologica, ma il paradosso potrebbe avere una spiegazione. Questa. Il motivo potrebbe essere anche perché quando viene un utente a conferire presso le isole ecologiche noi gli chiediamo a chi intessa la tassa dei rifiuti e molte persone possibilmente non essendo che non sono in regola con la tassa dei rifiuti, allora preferiscono non entrare e buttare correttamente i rifiuti all'interno delle isole ecologiche e magari lasciarle ovunque. Facile immaginare quindi che tanti catanesi non sono in regola con la tassa sui rifiuti. Capitolo controlli inefficaci e poco risolutivi. Eppure basterebbe spostare la telecamera di qualche metro o orientarla verso l'ingresso per stanare i furbetti e risolvere la questione.
Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005, messaggi brevi per favore, oppure inviate una mail a Sicilia24focus @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14.30 con un ampio spazio dedicato ai vostri messaggi. Nuova eruzione dal cratere di sud-est dell'Etna con attività esplosiva da diverse bocche, ecco vedete i vapori emessi dal vulcano. Sono bocche in cima all'Etna, segnalata una ricaduta di lapilli in zona piano Vettore sull'alto versante sud-occidentale. Nelle immagini che sono state girate da un drone, questa è la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso, che poi si disperderà a sud-ovest. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non ha a che fare, compromette l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, anche se in mattinata era stato chiuso e poi riaperto uno degli spazieri dello scalo di Catania. Allo stadio Massimino oggi è scesa in campo la solidarietà per l'edizione numero 17 di Un Gol per la solidarietà, appunto, pienone di star del mondo della televisione, del web e del calcio, uniti contro il bullismo. Eva Spampinato. Il calcio d'inizio sotto un caldissimo sole di fine aprile, uno stadio pieno di gente, ragazzi, bambini, famiglie, tutti pronti a dire no al bullismo e sì al rispetto reciproco. Messaggio slogan dell'edizione numero 17 di Un Gol per la solidarietà. Era importante dare un segnale, abbiamo spesso detto che l'unico mezzo che abbiamo per poter combattere questi fenomeni negativi sono quelli di poter raccontare, parlare e divulgare. Sono troppi anni che si fa finta di niente, se noi possiamo aiutare in qualsiasi modo a farlo, lo facciamo e siamo qui per questo. Lavorando con i ragazzi, soprattutto da 2 annetti a questa parte, la lotta contro il bullismo è uno dei temi che veramente mi tocca da vicino. Come ogni anno la manifestazione organizzata da Luca Napoli richiama a Catania gli amati volti della TV nazionale e siciliana, del web, del calcio e tanti altri amici per il quadrangolare tra le formazioni della Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Star Sicilia, Dream Team e Nazionale Giornalisti. Quando mi chiamano io arrivo perché è come stare a casa, anzi di più. Credo che il mio sorriso dica tutto, è veramente meraviglioso, va oltre l'emozione. Presenti il capo della Polizia Postale Marcello Labella, Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas diocesana di Catania, alla quale verrà destinata parte dell'incasso, e i rappresentanti delle forze dell'ordine del comune. Secondo me possiamo creare un dialogo col proprio figlio in modo che lui possa raccontarti qualunque cosa. Io e mia moglie cerchiamo sempre di informarli su tutto e vogliamo sempre che si comportino nel giusto modo. Ad arbitrare il primo match il 19enne Diego Alfonsetti, l'arbitro aggredito poco tempo fa durante una partita under 17 a riposto. Il calcio, ma lo sport in generale, non è violenza ma è divertimento. Chiedere aiuto non significa essere deboli, anzi essere più forti. Se c'è bisogno chiedete aiuto. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio professionale con il Palermo che domani affronterà in casa il Sud Tirol e l'entusiasmo a Catania per la partita di domenica in chiave playoff. Vi aspettiamo. Vigilia di match per il Palermo che al Barbera affronterà il Sud Tirol. Il 1 maggio rosanero quindi alla ricerca della continuità dopo il successo di Catanzaro. Marco Gullà. Umiltà è quella che predica il tecnico del Palermo Alessio Dionisi in vista del match di domani a Renzo Barbera contro il Sud Tirol. Il Palermo è carico, i 3 punti conquistati a Catanzaro hanno permesso di agganciare il 6° posto e adesso puntare anche al 5°. Ma Dionisi non vuole cali di attenzione, il tecnico invita a non sottovalutare l'avversario elogiandone l'organizzazione difensiva e la compattezza. Siamo consapevoli da sempre di quello che c'è intorno a noi e di quello che avremmo potuto ottenere dando più continuità. Ora è arrivato un momento delicato, come ho già detto la settimana scorsa, dal 5° al 10° posto possiamo arrivare decimi e possiamo arrivare quinti.
dipende da noi. Come hai detto tu, dipende da noi. Dipendeva da noi prima, dipende da noi ora. Le partite non sono scritte prima, perché il Südtirol ad oggi è una squadra che è difficile da affrontare. Da gennaio ha fatto 20 punti. Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Catanzaro, quindi Segre, Brunori sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Buone notizie dall'infermeria di Francesco, è tornato in gruppo. Domani fischio d'inizio alle 15. A Catania entusiasmo crescente in vista dell'esordio nei play-off promozione domenica alle 20 con il Giuliano. I rostazzurri non vincono in casa proprio dalla partita interna con i campani disputata nella stagione regolare. Marco Carli. Era il 26 gennaio e Guglielmotti, che potrebbe anche dare il suo contributo domenica nella prima dei playoff, indirizzava la sfida col Giuliano, ultimo successo interno del Catania che ha costruito il più che positivo finale di stagione lontano dal Massimino. Da 2 mesi circa un Catania nuovo, con tanti giocatori recuperati e anche un diverso modo di interpretare la partita, più cinico anche sulla base dell'avversario. A Potenza se ne ha avuto un esempio, baricentro-basso per larga parte dell'incontro e comunque la vittoria. Quella che sarebbe il caso di ritrovare anche nello stadio amico, detto che il regolamento prevede il passaggio del turno anche in caso di pareggio, vista la miglior posizione in classifica degli etnei rispetto al Giuliano. A proposito degli avversari, il Catania trova una squadra che segna 51 gol realizzati, ma anche che subisce 54 reti incassate contro le 34 degli etnei. I rossazzurri segnano pochi in casa, appena 18 gol, anche se subiscono pochissimo, 12 reti prese, solo l'Avellino neopromosso ha eguagliato gli etnei. L'obiettivo è provare a dare un impulso diverso alla vena realizzativa interna, anche perché per proseguire nei playoff l'effetto Massimino deve tornare determinante. A proposito di effetto Massimino, l'intera città si muove per garantire il proprio sostegno. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quello trascinante. Fino al 1 maggio alle 13 gli abbonati avranno la possibilità di acquistare il biglietto confermando il posto occupato durante la stagione regolare. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi. Da giovedì sospensione della vendita per 2 ore, configurazione della pianta dei vari settori dello stadio per capire chi degli abbonati avrà confermato il proprio posto e dalle 15 nuovamente il via per acquisire il tagliando. L'operazione playoff è già cominciata. E noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.